Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Conduttori Gianluigi, Rossella e Stefano, ciao a tutti, buonasera. Buonasera a tutti, mitico sarà lei, perché non mi sembra un aggettivo un po' a doppia interpretazione. Buonasera a tutti. Ecco, Beh, siamo però un po' mitici, un po' via. mitici, dai, in questo mondo di mitomani. Mitici nomani. Vabbè, dai, sì, abbiamo effettivamente esagerato forse un po' con l'alcol aspetta, ma adesso rinsaliamo e partiamo. 24esima puntata, oggi è il 24, no, se no era una doppia. Oggi è la giornata della Terra, oggi è giornata della Oggi Terra, è la giornata della Terra. Noi con la sì. mongolfiera ci alziamo e teniamo la Terra sotto. Andiamo col primo brano, La pioggia di marzo, cantata da Angela Milanese, che avremo poi ospite verso la fine del programma. Forse è quando tu voli, rimbalzo dell'eco e stare da soli, conchiglia di vetro e la luna falò, è sonno e la morte, credere o no, margherita di campo, la riva lontana, è il tuo babà, quella fatta morcana, è fondata di vento, una talla talena, un mistero profondo, una piccola pena, tramontana dai monti, domenica sera. Che scende vigilia di fiera, è l'acqua di marzo e c'era, non c'era, sì,
speranza di vita che porti con te. Ma è forse è quando tu voli, rimbalzo dell'eco, stare da soli. Ma che se viene che va, è un grande orizzonte per quel che sarà. È la pioggia di marzo ed è quel che è, la speranza di vita che porti con te. Ma è sì, quando tu voli, rimbalzo dall'eco, stare da soli. Ma è sì, quando tu voli, rimbalzo dall'eco, stare da soli. Dai, guarda che sta finendo la musica. Viene Skype. Ok, dai, si inserisce anche Stefano. Buonasera, professore. E pioggia di marzo, Angela Milanese l'abbiamo sentita mentre cantava questa al Festival Jazz del 2021, qui organizzato da noi qui a Cassavio con il suo gruppo, e Angela Milanese che sentiremo più avanti con noi. Adesso noi abbiamo il primo ospite, con noi c'è il professor Arturo, sì, stavo cercando, eccoci qua. Oh, un attimo, no, il microfono spento, ecco qua Arturo Lorenzoni con noi, ora puoi parlare, Rossella. Abbiamo con noi il professor Arturo Lorenzoni, che è un consigliere regionale, ma noi l'abbiamo chiamato questa sera perché è un professore di economia dell'energia, che ci sembra un argomento molto di attualità. Benvenuto a bordo della Mongolfiera, professore. Grazie, buonasera a tutti. Grazie dell'invito. Ordinario di economia dell'energia ed economia del mercato elettrico, no, presso il Dipartimento Ingegneria Industriale dell'Università di Padova. E quindi cosa insegna? Come risparmiare energia? Anche come usare bene l'energia e come produrla bene e come gestire il sistema energetico nel modo più efficiente e più sostenibile possibile. Quindi gli ingegneri che hanno un sacco di competenze tecniche imparano che non tutto è misurabile e qualche scelta deve essere fatta sulla base anche diciamo così, dell'interesse dei cittadini e dell'ottimizzazione di un sistema che è abbastanza complicato. Quindi l'abbiamo, ci siamo, ecco qua, ci ha raggiunto anche Stefano. Buonasera a Professore, tutti. però l'abbiamo chiamata perché io l'ho sentita su una trasmissione della Rai, su GR1, su Radio Anch'io, qualcosa del genere, che l'ha chiamata e sono rimasto sorpreso da quando ha detto che l'energia nucleare non è che costa veramente poco, no? Perché c'è questo mito, no? Che l'energia francese costa poco, tutti dobbiamo entrare col nucleare, dobbiamo fare il nucleare, ma il nucleare è conveniente? E questa è una bella domanda, perché ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione. Il primo è chi paga i costi. Molti dei costi dell'industria nucleare nella storia, nei diversi paesi, sono stati pagati non da chi compra l'energia, ma da chi paga le tasse. Il governo francese ha messo nella propria industria nucleare delle grandi quantità di denaro nel tempo, perché aveva degli interessi a sviluppare una sua autonomia energetica. Ne ha messi talmente tanti che i francesi hanno sovrainvestito nelle centrali nucleari e a partire dagli anni 90 ci siamo inventati il mercato elettrico anche per, diciamo così, assorbire quella sovraccapacità francese che poteva vendere agli inglesi, a noi, agli spagnoli e ai tedeschi. Tanto era diciamo così, il sovrainvestimento che hanno fatto. Quindi prima domanda è chi paga. E il secondo aspetto è quanto paga e i dati
delle centrali nucleari, insomma, sono abbastanza chiari e parlano abbastanza chiaro. E teniamo conto che gran parte del parco nucleare è stato costruito negli anni 70 e 80, quindi sono centrali che hanno tra i 40 e i 50 anni, e negli ultimi 20 anni in Europa non sono state costruite tante centrali. Questa è la ragione per cui l'industria nucleare dice, beh, se non ci fate costruire le centrali, i costi aumentano perché non abbiamo, diciamo così, la continuità industriale. Questo in parte è vero, però ecco, se andiamo a vedere le ultime centrali che sono state realizzate in Europa, e mi riferisco alla centrale di Flamanville, che doveva essere la centrale modello per l'industria francese. Beh, la centrale di Flamanville ha triplicato i tempi di costruzione e triplicato i costi. L'altra centrale che c'è in costruzione in questo momento è Hinkley Point C, che è una centrale sempre, diciamo così, contratto con EDF e quindi con l'industria francese in Inghilterra. Inizialmente la centrale doveva costare 18 miliardi di sterline, la stima attesa adesso a fine lavori è di 42 miliardi di sterline. Quindi un'impennata dei costi e anche dei tempi. Doveva entrare inizialmente in funzione tra il 2025 e il 2026, poi tra il 2028 e il 2029, adesso le stime più ottimiste sono per il 2031. Quindi è un'industria intrinsecamente articolata, complessa, che richiede diciamo così, un allineamento industriale che è estremamente complicato. Questa è la ragione per cui non è che i francesi non siano capaci, o gli inglesi non siano capaci, o i finlandesi non siano capaci. In realtà è estremamente complicato. Ecco, quindi dire che si possa risparmiare con il nucleare, con i dati che abbiamo oggi, è veramente una cosa che non è supportata dai dati. Si continuano, anche il ministro Frattini continua a dire siamo pronti per il nucleare, siamo pronti per il nucleare. E perché la politica è sorda dai dati che ci sono, reali, insomma, inconfutabili anche? Ma c'è un'esigenza prioritaria che è quella di decarbonizzare il nostro sistema energetico, perché diciamo così, i danni che sta creando l'accumulo di CO2 in atmosfera sono veramente enormi e si è presa finalmente in parte consapevolezza di questo, non tutti, se si guarda la politica di Trump, drill, baby drill, insomma, grande preoccupazione non mi pare che ci sia. Però ecco, questa è un'esigenza prioritaria. E l'aspetto che viene portato in maniera molto forte dai nuclearisti è il fatto che diciamo così, in un spazio molto ristretto c'è la possibilità di produrre una grande quantità di energia. Questo è vero se non teniamo conto dello spazio per le miniere, dello spazio per il trattamento delle scorie e così via. Però è affascinante l'idea di avere un punto in cui viene prodotta molta energia. Il tema è in quale punto, nel senso che in Italia abbiamo avuto 2 referendum, abbiamo visto la difficoltà a posizionare gli impianti. E questo è un aspetto ulteriore, al di là di quello economico, quello sociale. Siamo, diciamo così, capaci di sviluppare questo tipo di filiera? E io qui mi sento di dare fiducia al sistema Italia, non è che siamo meno capaci di altri. Però ecco, se andiamo a vedere quello che sta accadendo in Germania con la chiusura delle centrali, quello che sta accadendo in Spagna con la chiusura delle centrali, vediamo che insomma chi è già dotato di un parco nucleare non è che sia così entusiasta e lo voglia trattenere ad oltranza. Lo stesso governo francese, che con Macron ha deciso di costruire 6 nuove centrali nucleari, sta attrezzando un prestito ad EDF di 60 miliardi di euro ad interesse zero, perché portino in esercizio le prime 6 centrali nel 2038. Questo vi dà la dimensione, insomma, di quelli che sono le entità in gioco
le somme in gioco, a fronte di un'industria che si è sempre più spostata verso la piccola produzione distribuita e quindi un'architettura del sistema energetico profondamente diversa, distribuita con piccoli impianti, con diciamo così, l'integrazione tra la produzione e il consumo. E quindi un modello profondamente diverso rispetto a quello con le grandi centrali che aveva caratterizzato gli anni 60 e 70 del secolo scorso. Ecco, in questa evoluzione verso il sistema distribuito stanno emergendo quelli che sono chiamati SMR, Small Modular Reactor, reattori di piccole dimensioni che andrebbero posizionati, distribuiti nel territorio. Questa è un'evoluzione che viene dall'industria dei sommergibili nucleari militari, di fatto, e che può essere interessante perché è attraente il fatto di avere delle piccole centrali, diciamo così, con minore complessità costruttiva, ma in questo momento con elevati costi e soprattutto non commercialmente disponibili. Ci si sta lavorando, c'è molta ricerca in questo campo, con grandi capitali anche privati ultimamente, ma non c'è di fatto nessuna offerta commerciale per questi SMR. Il primo che ci si aspetta possa essere in esercizio commerciale, in esercizio sperimentale nel 2031 in Inghilterra, è diciamo così, sviluppato anche con il contributo italiano. Io mi auguro che possa avere successo, però voi capite che se il primo reattore sperimentale è nel 2031 significa che il primo commerciale è nel 2035, benché vada. Quindi una tecnologia, diciamo così, diversa, ma oggi non disponibile. Per cui, ecco, c'è anche da capire quale nucleare. Il nucleare tradizionale, esatto. Oppure con la francesi. fusione, no? Quello che si sta studiando, che però Ecco, quella... ci vorrà del tempo. Abbiamo avuto anche ospite il centro di Padova che sta... Piero Martini, immagino. No, era comunque un suo collaboratore che appunto ci ha spiegato bene che sarebbe la soluzione ideale su tutto, no? Quella è una soluzione assolutamente attraente, Mm. ma lì ci manca ancora proprio la fisica per poterci arrivare. Quindi diciamo che io mi auguro di vivere altri 60 anni, ma penso che farò fatica a vedere un impianto commerciale a fusione in esercizio. Nonostante alcuni passi in avanti si siano fatti, però ecco, prima di poter fare affidamento su quella tecnologia io credo che ci voglia veramente parecchio tempo. No, ma infatti spiegava che per il momento, insomma, è un'idea così affascinante. No, stavo pensando a questi grandi impianti invece, e forse alla politica, Gianluigi, a certa politica piacciono anche perché non so, non c'è tanto il controllo della popolazione locale, della cittadinanza, mentre magari sulle reti domestiche adesso, queste che si sta cercando di sviluppare, o piccoli impianti solari, o non so, magari c'è un po' più di controllo, no, dei cittadini, un po' più di vicinanza a questi impianti, non so. Mentre la centrale nucleare è sì, un altro pianeta, naturalmente. No, indubbiamente sì, sono proprio dei modelli diversi e da questo punto di vista la differenza è molto grande, io sono d'accordo. Credo che la partecipazione dei cittadini, diciamo così, la trasparenza sia un requisito essenziale, però su sistemi così complessi la trasparenza verso il cittadino è estremamente difficile e quindi c'è anche proprio un tema poi di dove andiamo a posizionare, cioè quale sindaco dice la facciamo a casa mia, Certo. cioè questo è estremamente difficile e questa è la ragione per cui insomma negli ultimi 50 anni in Italia abbiamo avuto 2 referendum e abbiamo avuto una forte opposizione. Teniamo conto che noi non siamo bravi tanto neanche nel gestire il ciclo dei rifiuti, se andiamo a vedere, che ha un ordine di grandezza inferiore di complessità, però ha una sua dinamica che è piuttosto articolata. Quindi ecco, non è che siamo bravissimi a gestire sistemi complessi. In secondo luogo,
l'Italia non può preparare il combustibile per le centrali nucleari, perché tra le varie, diciamo così, condizionamenti che abbiamo ricevuto dopo la seconda guerra mondiale c'è anche quello che non possiamo arricchire l'uranio come altri paesi in giro per il mondo. E quindi, quindi è vietato per l'Italia. Sì, l'Italia non ha quell'industria, ma non potrà neanche averla. Lo fanno i francesi, possiamo ovviamente lavorare con i francesi, però ecco, oggi i francesi il 25% dell'uranio che utilizzano lo comprano dalla Russia. Teniamo conto che l'uranio non è stato soggetto a sanzioni, guarda caso. Gli Stati Uniti stessi acquistano dalla Russia parte dell'uranio arricchito. Quindi c'è tutto, diciamo così, un mondo legato all'arricchimento dell'uranio che per carità è una delle tante industrie internazionali, però ecco, è un'industria fortemente controllata da pochi paesi. E questo è un aspetto, secondo me, di debolezza dal punto di vista della struttura industriale della tecnologia. Poi tutto si può fare, per cui non ci spaventiamo di nulla. Però ecco, non è un elemento di... E l'uranio bisogna prenderlo anno per anno, per cui è vero che una centrale vive 40 anni, però ogni anno l'uranio bisogna che sia fornito. Dico questo... In che senso bisogna prenderlo anno per anno? No, nel senso che non è che io compro la centrale e dopo sono a posto, ringrazio il mio fornitore. Io compro la centrale e dopo ogni anno devo avere qualcuno che mi ricarichi il combustibile. E questo è un aspetto che secondo me lo differenzia molto, per esempio, da un pannello solare cinese. Oggi si dice, ma dopo dipendiamo dai cinesi. No, io quando ho comprato il pannello solare da cinese, magari sotto costo perché hanno sovraccapacità produttiva, per 30 anni sono tranquillo e mi posso produrre la mia energia, non devo chiedere nulla ai cinesi. Dico ai cinesi perché sono in questo momento il mercato dei pannelli è cinese. Però ecco, è una differenza che secondo me è importante. No, interessante questa cosa che ha detto, anche in considerazione degli ultimi sommovimenti nei mercati internazionali, per cui non sai, anche il tuo più affidabile partner commerciale magari dopo cambia idea, e quindi sì, effettivamente vuol dire avere comunque una dipendenza costante, insomma, dal paese o dai paesi che possono produrre l'uranio. Ah, ok, interessante questo. Sì, l'uranio viene estratto in diversi paesi, in Niger, in Kazakistan, in Australia, in Russia, però viene arricchito appunto di fatto nelle grandi potenze nucleari, sì, dove c'è sia nucleare civile sia nucleare militare. I problemi che ha l'Iran nel sviluppare un'industria nucleare civile è legato al fatto che, insomma, poi quell'uranio lì può essere usato anche per usi militari e quindi tutte le difficoltà che ci sono a livello geopolitico. Certo. Per darvi però una dimensione di quello che sta succedendo nel mondo, perché è un dato che a me ha colpito molto, nel 2024 sono stati installati nel mondo 450 gigawatt, 450.000 megawatt di nuova potenza fotovoltaica. E questa nuova potenza fotovoltaica installata nel 2024 produce grosso modo 600 terawattora, 600 miliardi di kilowattora, che è l'energia che producono 7 centrali nucleari. Cioè nel 2024 l'industria solare è cresciuta producendo energia quanta 70 centrali nucleari. E ci sono dei paesi che sono più avanti da questo punto di vista? Cioè la concentrazione magari in certi paesi? Beh, sicuramente la Cina sta investendo tantissimo lì, ma come anche nel nucleare. Però ecco, per darvi la dimensione, nel 2024 sono state costruite 7 centrali nucleari nel mondo. Quindi c'è un fattore 10 tra la nuova potenza nucleare e la nuova potenza solare. Nel 2025 mi aspetto dei dati simili. Ecco una cosa, professore, avrebbe senso passare ad utilizzare elettrodomestici a 12 volt anziché al voltaggio che utilizziamo noi. Ho parlato con persone in Australia
che sono fuori dalla rete e fanno molta fatica e usano pannelli solari ultimamente molti, abbassando la potenza, poi è prodotto fra la differenza potenziale e la corrente, però corrente continua, fanno impianti a corrente continua e a voltaggio basso. Ma è un'opzione, ecco, staccarsi dalla rete, capisco in Australia dove probabilmente la rete fa Non fatica, c'è. qui da noi è una scelta abbastanza ardita, anche perché tutto sommato l'inverter ha delle efficienze molto elevate oggi, per cui non è che nel passaggio tra la produzione in continua del fotovoltaico e l'elettrodomestico con l'inverter si perda moltissimo. Per cui ecco, io non suggerirei di stare sui 12 volt. Poi è chiaro che l'impianto fotovoltaico del camper lavora a 12 volt. Sì, dicevano, questi amici australiani dice facciamo come col camper proprio perché portare corrente o procurarsi l'energia è difficile e questi pannelli fotovoltaici garantiscono una produzione che per i 12 volt, per il frigorifero, per tutto, va abbastanza bene, insomma. Lo stesso vale anche per certe baite in montagna che appunto adoperano, perché appunto manca anche la rete, come diceva il professore. Sì, però ecco, anche oggi collegati alla rete, insomma, in Italia insomma siamo... E questo discorso che appunto il costo dell'elettricità deve basarsi sul gas, sul costo del gas, cioè è tanto faticoso scollegare le due cose. Sì, è faticoso, no, nel senso che abbiamo disegnato il sistema come insegna la teoria, in cui l'impianto più costoso in esercizio determina il prezzo per tutti. E questo perché è il costo variabile di generazione che chiede il prezzo. In maniera molto semplificata, se in questo momento incrementiamo la domanda di una unità di potenza, un impianto dovrà incrementare la produzione. Quanto gli costa quell'impianto aumentare la produzione? È chiaro che se è un impianto a gas, gli costa il gas in più che deve bruciare. E quindi ha senso che il prezzo rispecchi il costo variabile di produzione. Se volessimo separare il mercato, diciamo così, termico, con gli impianti basati sui combustibili fossili e le fonti invece che non hanno un costo variabile di produzione, lo possiamo fare sviluppando dei contratti. Però ecco, questo richiede di ridisegnare l'architettura del mercato e non lo possiamo fare a livello italiano, lo dobbiamo fare a livello europeo, perché oggi il mercato italiano è integrato in quello europeo. Questo è possibile, richiede del tempo, ci sta lavorando la Commissione europea, ci stanno lavorando tante università, però ci vorrà un po' di tempo. Già oggi però è possibile per le imprese e anche per gruppi di consumatori comprare l'energia tramite dei contratti di lungo termine con qualche fornitore che fa un prezzo fisso basato sul costo di produzione degli impianti. Ah, ok. Quindi scegliendo il fornitore che offre anche questa possibilità, insomma. Sì, questa è una possibilità, però ecco, fare il disaccoppiamento così in maniera rapida e indolore non è una cosa che possiamo fare a breve. Okay. In pratica chi produce energie rinnovabili dall'acqua, dall'aria guadagna tantissimo. Sì, oggi guadagna molto, esatto. Sicuramente. Quindi ecco, spingere perché chi ha impianti idroelettrici piuttosto che impianti solari o eolici faccia dei contratti di lungo termine con la cessione ad un prezzo medio, è una cosa che ha significato. Si stanno sviluppando questi tipi di contratti, si chiamano PPA, Power Purchase Agreements, o contratti alle differenze, e questa modalità di cessione dell'energia, sì, credo prenderà sempre più piede. C'è tra l'altro un nuovo meccanismo per alimentare i consumatori energivori cosiddetti, cioè le grandi imprese,
ai quali viene data dell'energia a prezzo fissato in cambio dell'investimento in impianti a fonti rinnovabili. Si chiama Energy Release, è un meccanismo interessante che in qualche maniera concilia il fatto che si dia energia a basso costo alle imprese, cosa che abbiamo sempre fatto, però facendola pagare direttamente ai cittadini. In questo modo comunque la pagano i cittadini perché l'energia che ritira il GSE dagli impianti a rinnovabili e viene data ai grandi consumatori in cambio però di un investimento nelle fonti rinnovabili, e l'energia che i grandi consumatori ricevono oggi la restituiranno tramite questi impianti nei 20 anni successivi. È un meccanismo che adesso spiegare rapidamente non è semplicissimo, però è un meccanismo di scambio che io ritengo molto interessante. Cioè io penso sia una soluzione win-win. L'industria energivora ha energia a basso costo e il sistema ha nuova potenza decarbonizzata, e quindi c'è un vantaggio reciproco. Ecco. Questi tipi di contratto io credo siano importanti e debbano diffondersi sempre di più, insomma. Per cui il mercato andrà sempre più ad avere un riferimento puntuale per l'energia che non è coperta dai contratti, ma gran parte dell'energia che si andrà a consumare sarà invece coperta da contratti di lungo termine. Va bene, insomma, gli strumenti per uscire da questo mondo del carbone, insomma, ci sono. Ci vuole forse un po' di volontà politica. Per fortuna sì, ci sono. Tornando all'energia nucleare e al fatto che possa abbassare le bollette, vi do due dati. Uno è il prezzo che il governo inglese ha assicurato a questa centrale, Hinkley Point, che fa riferimento al momento in cui è stato firmato il contratto nel 2012, che era di 89 sterline per megawattora, grosso modo 110 euro per megawattora. Però è indicizzato all'inflazione, per cui dal 2012 ad oggi siamo già sopra i 160 euro a megawattora, che è un prezzo decisamente alto per l'Inghilterra. Il prezzo di mercato in Inghilterra è tra i 70 e gli 80 euro, quindi insomma decisamente più alto. È alto anche per l'Italia, dove abbiamo negli ultimi mesi un prezzo intorno ai 100-110 euro a megawattora. Quindi ecco, non credo che l'impianto nucleare inglese possa abbassare le bollette dei consumatori inglesi, anzi. L'altro dato che abbiamo è il contratto che il governo francese sta facendo con EDF per tenere in vita le centrali nucleari che hanno. Erano state disegnate per lavorare 40 anni, si dice ma facciamole lavorare altri 20 anni, visto che stanno ancora funzionando in maniera sicura e affidabile, ed è una cosa giusta. Però il prezzo che chiede EDF per tenerle in vita, quindi centrali già ammortizzate, quindi in teoria dovrendo coprire solo il costo variabile, è di 70 euro a megawattora, che è più alto del prezzo attuale in Francia. Quindi ecco, è significativo che centrali già ammortizzate, che in teoria dovrebbero avere un costo molto basso legato solo al combustibile, in realtà stiano cercando di firmare dei contratti ad un prezzo che è comunque alto. Ecco, questi sono dei dati per far capire come non sia ragionevole aspettarsi che impianti nucleari questi anni possano abbassare il costo dell'energia in Europa. Va bene, professore, grazie mille, è stato molto esauriente e interessante. L'energia è come l'acqua, sarà quella che ci sarà da accaparrarsi il più possibile per il prossimo futuro. Grazie mille e buon lavoro. Grazie professore. a voi. Grazie e buona serata. Buon lavoro. Resta senza via senza di niente anche nel cuore di morte il sole. L'inverno nei tocci è un racconto di giasso scritto da nuvole grigie senza più primavera. L'inverno
Mondo d'inverno, Lina Chiusso, lo sentirete spesso questo brano che pochissimi lo conoscono, ma stiamo cercando di farlo elevare un po', perché appunto a fine agosto faremo uno spettacolo su Lina Chiusso, cantante veneziana di Cavallino Treporti, che negli anni 60 era entrata, diciamo, nel grande giro della musica italiana. Torniamo a noi, oggi festa della terra e non poteva mancare che cosa possiamo mettere dentro alla terra se non dei, No, prego. se non dei semi. E quindi con Gianandrea Mencini è tornato di nuovo con noi. Ciao Gianandrea, Ciao, ciao a tutti, buonasera. che ci Buonasera parla, Gianandrea. che ci par- Bentornato a bordo, Gianandrea Mencini, giornalista, Grazie. scrittore, indagatore dei guai del nostro amato pianeta. Ahimè, sì, insomma, diciamo che faccio libri inchiesta su delle tematiche molto legate al nostro pianeta e soprattutto legate in gran parte anche ai cambiamenti climatici, che poi hanno delle ricadute su tanti aspetti e temi, insomma, del nostro vivere quotidiano. E avevi già presentato con noi Pascoli di carta, Esatto, che ci sì. ha abbastanza colpito, devo dire. che ha avuto un buon successo, no? Il libro. Sì, sì, ha avuto un ottimo successo, era partita un po' in sordina perché era un'inchiesta un po', come si può dire, Un che po' difficile. è un po' difficile, esatto, su queste speculazioni anche mafiose sugli alpeggi italiani, però poi appunto era talmente così vasta, questi imbrogli erano talmente enormi, coinvolgevano tutti gli alpeggi italiani, che poi è diventato veramente un libro molto molto utilizzato, non solo dagli addetti ai lavori, ma ho avuto anche dei contatti con procuratori, avvocati, e devo dire con grande sinceramente sono molto contento, perché è stato un libro che poi ha comportato anche l'avvio di alcune denunce e anche sequestri di fondi della PAC usati in modo ovviamente non consono, e insomma c'era anche un contributo della mia inchiesta, e questo mi ha fatto molto piacere, soprattutto perché appunto per chi ama la montagna come me è riuscita insomma in qualche modo a evidenziare qualcosa che era molto pericoloso per le montagne italiane, insomma, ecco. E noi ti siamo grati. Beh, grazie a voi, perché siete stati i primi peraltro a farmi parlare di questo libro, che avevate trovato molto interessante, mi ricordo bene, e quindi da là poi insomma è riuscito un po' siamo riusciti a parlare, fino a che insomma ho avuto anche dei premi letterari, insomma, sulle saggistici, mi hanno fatto molto piacere, devo dire. E adesso ti abbiamo invece chiamato per parlare del più recente, credo che sia uscito veramente da poco tempo, questo libro sui semi. Esatto, sì, La battaglia dei semi, eccolo qua. Ho anch'io poche copie perché è appena arrivato in libreria praticamente dal 10 aprile, ed è l'ultimo libro, proprio ultimissimo, sì. E cosa è sta battaglia dei semi? Sono delle scimmiette che si lanciano i semi e fanno la guerra? No, è un libro che in qualche modo, diciamo, chiude un po' questa trilogia, potremmo dire, degli ultimi anni che ho scritto, iniziati con Pascoli di carta, come abbiamo ricordato, poi con Bioversità, è stato il secondo libro che ha indagato le grandi monoculture delle terre alte, l'uso dei pesticidi, la chimica, le ripercussioni ambientali e paesaggistiche che c'erano appunto a causa di queste colture intensive. Le nocciole, esatto, il prosecco, ahimè, fino alle mele della Val di Non. Sì, diciamo per non farci mancare niente, dopo Pascoli di carta me la sono presa con delle grandi aziende. Battaglia dei semi è un'indagine che, come gli altri, è figlia anche degli altri libri, perché nel presentare questi libri un po' in giro per l'Italia trovavo persone che poi mi dicevano ma c'è questo problema, l'altro, e uno che veniva fuori era proprio quello dei semi. La battaglia dei semi, perché è in atto veramente una battaglia, per un semplice fatto che la maggior parte dei semi, il 63%,
fino al 75%, è sostanzialmente della produzione delle sementi in tutto il mondo sono in mano a poche multinazionali, sostanzialmente Bayer, Monsanto, Syngenta, grandi multinazionali di livello mondiale che controllando le sementi controllano anche sostanzialmente il mercato mondiale dell'agricoltura e alla fine di quello che mangiamo. Il libro è un saggio, come gli altri, ha una parte iniziale sostanzialmente di inchiesta vera, saggistica, per cui appunto ho studiato molto, anche con una certa difficoltà perché sono temi molto complessi, come le multinazionali controllano le sementi, alcuni casi a livello internazionale, dall'Africa fino all'India, alle battaglie di Vanda Shiva, no? Che aveva portato a tutto il mondo appunto di fronte al grande problema del controllo delle sementi in India. E quindi ho le grandi problematiche di questo tipo a livello internazionale e mondiale, poi però le ho portate un po' a livello italiano. E a livello italiano invece ho voluto come sempre dare una risposta positiva, viaggiando in Italia attraverso il Veneto, soprattutto le nostre Dolomiti bellunesi, la Val Belluna, poi arrivando alle colline veronesi, poi in Piemonte, poi scendendo nel Lazio, nel Molise, nell'Abruzzo fino alla Calabria, dove anche sono stato accompagnato nelle aree controllate dall''ndrangheta, insomma, quindi non cose di poco conto, dove c'è una bellissima esempio invece di un'Italia virtuosa, di contadini rurali che non comprano le sementi dalle multinazionali, anzi col loro quotidiano lavoro dei campi, recupero dei semi antichi, semi autoctoni, che hanno una tradizione millenaria nelle nostre campagne, in qualche modo si oppongono a queste grandi multinazionali. Per cui è un saggio che però poi è un grande percorso, un nuovo cammino lungo l'Italia, dove appunto faccio comprendere il problema, ma anche dimostro come in realtà si possa anche dare delle risposte positive e in qualche modo provare a opporci a questo controllo mondiale del cibo. Scusa, magari spieghiamo perché magari non tutti hanno provato a fare le piantine, no? Allora, una volta il pomodoro si mettevano da parte, non so, 5 pomodori, si mettevano i semini bene ad asciugare e l'anno dopo si seminavano e rinascevano le piantine. Esatto, adesso non è sempre così. Adesso non è sempre così, nel senso che ci sono ibridazioni anche a livello laboratoriale, insomma laboratori eccetera, ci sono delle situazioni in cui le multinazionali ti vendono delle piante che poi tu puoi impiantare, ma poi non sempre le semi che nascono da quei pomodori possono essere ripiantati, non sono riproduttivi, diciamo, e quindi devi ricomprare le sementi da queste grandi multinazionali. Peraltro da loro compri anche i pesticidi, per esempio, che è una cosa molto paradossale, nel senso che citavo prima Bayer, come scrivo attentamente nel libro Bayer, e la Monsanto. La Monsanto raccontava un grande genetista come Salvatore Ceccarelli, che ho intervistato nel libro. La Monsanto una volta aveva circa, mi diceva, 12 miliardi di fatturato, di cui 10 di dollari. 10 provenivano dalla vendita delle sementi, no? Poi anche di OGM, perché la Monsanto, come sapete, poi ha sperimentato negli anni 90 le prime produzioni di OGM, e poi investiva circa 2 miliardi in pesticidi, in chimica, pesticidi, insomma, per uccidere i patogeni. Viceversa la Bayer aveva investiva 10.000 dollari in pesticidi, in chimiche, solo 2 in sementi. E loro si sono unite insieme e quindi sono diventato un grande colosso, vendono le sementi
e ti vendono anche la chimica, ovvero sei tu costretto a comprare la chimica da loro per poter produrre e difendere le tue piantagioni dagli attacchi dei patogeni. Quindi si è formato veramente un grande controllo del cibo, di cui gran parte dei contadini a livello mondiale sono in qualche modo legati e sottomessi, ecco. Addirittura paesi interi, no? Piccoli paesi africani interi che dipendono, no, dall'acquisto delle sementi che poi appunto però non sono fertili, quindi l'anno dopo devono ricomprare, vendono tutto Esatto. raccolto al prezzo che fa l'importatore, per cui sono strangolati, insomma. Esatto, questo hai detto perfettamente il nucleo, diciamo, da cui è partito, il cuore da cui è partita l'indagine. Ci sono stati esempi, per esempio Vandana Shiva spiegava in India che i contadini abituati in India a coltivare specifiche, antiche anche a volte, varietà di riso, poi si sono trovati, no, con del riso introdotto da queste grandi multinazionali, anche modificato geneticamente, penso al Golden Rice, e questi si sono dovuti anche addirittura appunto hanno dovuto comprare queste sementi, a volte non erano in grado di ricomprarle, e ci sono stati anche casi di suicidi perché non riuscivano più a sopravvivere. Veramente questi sono casi estremi, ma questo mercato è stato completamente modificato, è stata modificata la modalità di vivere la coltivazione, quindi è stata una modifica non solo culturale ma anche sociale, che ha messo in crisi intere comunità contadine in tutto il mondo. Raccontando questo, io racconto tutto questo che è successo, intervisto varie persone che leggono bene queste questioni, e poi appunto in questo viaggio racconto invece realtà contadine che si oppongono con grande forza e anche con capacità. Insomma, ho degli esempi veramente di vita che mi hanno impressionato molto, e in questi libri, per me, lo dico sempre, non campo, non mi arricchisco con questi libri dal punto di vista economico, ma sicuramente dal punto di vista culturale e di valori. Assolutamente per me sono delle esperienze interessantissime. Certo, e capiamo che hai avuto anche un sacco di incontri e di storie anche belle, no? Per fortuna, non c'è solo sì, la conferma che c'è un mercato, che ormai tutto è No, profitto. no, hai ragione, no, infatti, ma racconto l'esperienza di Coltivare Condividendo, che è un'associazione di fatto, una comunità dell'Alto Bellunese, della zona della Val Belluna, da Belluno fino a Feltre, dove appunto sono decine e decine di agricoltori, di contadini locali che si scambiano i semi, pochi, perché in Italia, a differenza di alcuni paesi, è possibile scambiarsi semi senza però far come dire, guadagnarci, insomma, proprio uno scambio delle sementi è possibile in moderate, piccole quantità, e loro se le scambiano, fanno delle feste dove, per esempio, alcune viene fatta, mi pare, in autunno a Seren del Grappa. Arrivano da tutta Italia decine, centinaia di scambiatori di semi e si scambiano tutte queste varietà antiche, si parlano, si comunicano come queste sono state resilienti, ci sono adattate al territorio. La grande ricchezza di queste sementi è anche la capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici in atto, perché sono miscugli di varie sementi antiche che appunto si sono adattate al territorio e ai vari territori. Se le scambiano e è un momento veramente molto interessante e molto importante, e questi piccoli mercati, neanche tanto piccoli perché ci sono tantissime persone che vengono, ormai si sono diffusi in tutta Italia, sempre di più. E sono momenti veramente importanti, non solo dal punto di vista agricolo, ma anche dal punto di vista culturale. E questo nel libro parlo di Tiziano Fantinel, che ha un bellissimo vivario biologico a Seren del Grappa,
dove avere delle piantine che possono essere ovviamente coltivate, e lui è uno degli artefici di questi momenti di scambiamento dei semi di queste feste. Veramente sono tanti contadini e sempre di più che recuperano anche varie tipologie. Se penso al bellunese, varie varietà di fagioli ovviamente, ma anche di insalate. Ci sono, e queste esperienze le ho trovate in tutta Italia, quindi c'è un sottobosco, diciamo, molto vivo. Ma scusa Gianandrea, cioè non si possono vendere i semi? No, e venderli possono vendere solo le industrie sementiere sostanzialmente. In alcuni paesi come in Spagna no, devi comprarle dalle industrie, dalle aziende sementiere, non te li puoi scambiare. In Spagna è vietato. Ci sono le leggi in Italia, la legge francese per esempio, come scrivo nel libro, che permettono uno scambio ridotto ovviamente, non sacchi ma bustine di semi da provare nei propri campi, è consentito, non vai contro la legge. In alcune zone dell'Africa per esempio questo non è più impossibile, nel Senegal eccetera ci sono state delle battaglie che racconto nel libro, di resistenza di comunità agricole contro le grandi aziende multinazionali delle sementi, che imponevano delle sementi che non erano quelle della cultura del posto, del territorio, e questo causava danni come non solo dal punto di vista produttivo delle produzioni agricole, ma anche proprio nella comunità sociale, nelle tribù, di queste aree. E io ricordo sempre, e anche nel libro ricordo, non è solo una questione dei sementi, del cibo e della produzione, ma queste situazioni, queste infiltrazioni, come possiamo chiamarle, industriali, portano anche dei danni sociali che cambiano letteralmente la modalità di vivere il territorio da parte di alcuni contadini, e questo va sottolineato perché in alcuni paesi ha avuto delle ripercussioni sociali non indifferenti. Tantissime. Ascolta, ma scusa, mi sembra tanto strana sta cosa. Non lo sapevo che non si possono vendere i semi. Cioè, c'è una ragione che non sia quella biecamente legata al profitto delle multinazionali? No, si possono vendere, diciamo, lo scambio dei semi, puoi farlo da una persona senza essere sostanzialmente essere multato, basta che siano pochi semi, che la modalità sia ridotta, ecco. Questo è possibile. In alcune zone no, devi comprarle dalle sementi perché c'è tutto un controllo anche delle multinazionali, nel senso che per esempio alcuni semi sono appunto hanno un brevetto, cioè sono brevettati, hanno una royalties, cioè, e quindi tu devi pagare per coltivare, tipo per esempio la Pink Lady, le mele famosa, chi vuole coltivare la Pink Lady deve entrare all'interno di un club, come spiego nel libro. Adesso è difficile qui da spiegare, anche un po' complicato, comunque un club, quindi sostanzialmente un'organizzazione mondiale che ha il brevetto di quella mela che voi conoscete, piace molto, e ci sono tutta una serie di royalties incredibili. Anch'io ero sorpreso da pagare per arrivare a poter coltivare quella mela. Un contadino deve pagare delle royalties a chi li vende i semi, i semi, a chi poi fa l'azienda che fa pubblicità, e poi il brevetto principale, quello base di queste mele, addirittura in Australia, perché sono loro che hanno brevettato per primo e hanno messo la proprietà intellettuale su quella mela, che peraltro non si chiama Pink Lady ma ha un altro nome che non mi ricordo, ma l'hanno chiamata Pink Lady perché piaceva di più, era più aggressiva dal punto di vista commerciale, pubblicitario. Sono tutte cose che magari non si sanno, ma anche la Fuji e altre mele, in realtà sono 5-6 le mele, il numero delle mele che noi troviamo nella grande distribuzione, sì, ma come certo. racconto per esempio nel libro, che ho intervistato Oscar Padovani, che è al Vecchio Pomer, che è, diciamo, lavora, è responsabile col fratello del Vecchio Pomer, che è un'azienda bellunese che produce mele, in teoria produce alberi per poter da impiantare per produrre le mele, e lui mi contava più di 100 varietà diverse di mele presenti solo della Valbelluna, che lui ha recuperato e che andavano perduti, e che rivende
ovviamente, e che nel mercato veneto-friulano, soprattutto per permettere la riproduzione di queste mele. E solo nel bellunese sono 100 e ce ne sono di tutti i Ce ne tipi, di sono, tutti sì, i ti dico, sapori. anche qua ci sono una ventina, c'è un agricoltore che ha raccolto appunto semi di mele che sono una ventina di specie autoctone. Ehm, Mm. sì, esatto, ce ne sono tante, però ovviamente per vari motivi non arrivano nel mercato, perché il mercato è controllato Certo, ovviamente sì, da queste grandi compagnie mondiali che alla fine ti fanno scegliere quello che quelle vogliono mele loro. che vogliono loro. Ho fatto questo esempio che riporto nel libro, ma però dopo, come dico, ci sono esempi importanti. Un'esperienza di vita per me bellissima è stata quella in Calabria, con una cooperativa che mi ha accompagnato, appunto, Nino, una persona squisita, a San Ferdinando, quindi vicino a Rosarno, dove ci sono state le rivolte, e ancora oggi ho visto con i miei occhi degli accampamenti indecenti dove vivono ancora extracomunitari che ogni mattina vengono sfruttati con caporalato, portati a raccogliere i vari prodotti nella piana di Gioia Tauro. Mi ha accompagnato a vedere delle situazioni incredibili di zone controllate dall''ndrangheta, e loro invece producono per esempio dei pomodori con dei sementi vecchi di 50 anni, con degli pomodori altissimi, quasi degli alberi, e la loro cooperativa assieme a altre cooperative fanno parte poi di Macramè, che è una cooperativa più grande della zona, coltivano sostanzialmente soprattutto campi che sono stati tolti all''ndrangheta e dati poi dal Ministero degli Interni a queste cooperative, dove all'interno inseriscono immigrati e ragazzi disabili. Un'esperienza bellissima che combatte però contro un malaffare ancora presente, insomma. Quindi ho Bene, cercato di Andrea, unire, non insomma. raccontarci tutto il libro perché sennò Certo, dopo certo, non lo compra più non nessuno. lo È la compra cosa più che mi dice sempre nessuno. è la cosa che mi dice l'editore, però a me piace raccontarle queste Esatto. cose e poi non No, ma è finisco più. bellissimo ascoltarti Eh, perché ti fa incuriosire, dai, invece. Però insomma Allora, c'è tanto, insomma in questo libro c'è tanta tanta roba, e spero che venga apprezzato come gli altri, insomma. Di allora, sicuro. Ascolta Gianandrea, ci sono delle presentazioni che hai già Allora, programmato? la prima in anteprima è stata fatta 2 settimane fa all'M9. Adesso inizio un po' di presentazioni. La prossima ce l'ho domenica 27 aprile al Festival della Letteratura del Veneto, più o meno si chiama così, se non mi ricordo bene, che si tiene a Dolo, in Riviera del Brenta. Una giornata intera di presentazioni con vari scrittori di libri. Io sono alle 16:30 domenica 27 aprile, ho mezz'ora di tempo per raccontare un po' la battaglia dei semi. Questa in Veneto, poi invece mi trasferisco a maggio, e a maggio ho una grossa presentazione al Salone del Libro di Torino. Ah, quindi Trentino. Proprio nello stand degli editori veneti, con la Regione Veneto, e assieme a Libera contro le mafie, perché la bellissima prefazione di Elena Ciccarello, una bravissima giornalista che è anche caporedattrice della rivista della Via Libera, col quale avevo già lavorato con Pascoli di Carta, e quindi lo presentiamo lì a Torino, e poi appunto sarò anche a Roma il 10 maggio all'Eco Festival di Ecofuturo. Insomma, ho un po' di tappe, sì, un inizio a po' di portarlo in tappe, un giro. po' come hai fatto anche con gli altri libri, insomma, perché Sì, esatto, ti esatto, sì, sì. seguivo, eri in giro per Sì, sì, no, no, dai, l'Italia, speriamo. Sì, un in bel tournée. tour, esatto. Allora, la battaglia dei semi, dopo se volete vi comprate anche Pascoli di Carta e Bioversità. Ho messo tutte le Eh, copertine qui in schermata, quindi non ci sono grazie, scusanti. Va bene, già, allora benissimo. aspettiamo il prossimo, il quarto.
bisogna aspettare un po' perché è Vabbè, appena aspettiamo il uscito. prossimo Comunque, anno. alla fine devo dire che inauguro queste presentazioni sempre con voi perché a parte una recensione sul Corriere delle Alpi e qualcos'altro, siete sempre Certo. i primi e questo mi fa piacere, Perché portate ti fortuna, seguiamo, quindi perché ti seguiamo Ne siamo anche. molto orgogliosi. bene, dai, allora chissà che portate fortuna anche questa volta, anche negli altri libri avete portato fortuna e sono convinto che anche questa volta Va riuscirò bene. a parlare di questo libro. Allora, per fare un fiore ci vuole un seme, la canzone Giallo Fiore di Daila Spagnolo. Ciao a tutti, ciao e Perfetto, ciao, grazie. grazie. Buonasera, grazie. Ciao, grazie a voi. E se cambio prospettiva, perdo l'equilibrio. E se cambio punto di vista, ho paura che sia meglio lasciarsi andare. Sembrava così semplice imparare a volare, è meglio che cadere come niente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte provo a non piangere. Se posso chiederti una volta, vuoi sentirti solo con me? Conto i mali del mondo, il primo è la paura di morire, la paura di vivere per davvero, la paura di soffrire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte provo a non cedere, ma vorrei chiederti una volta se posso fidarmi di te. E oggi sono in vena di colori, il primo è il giallo fiore, e questa primavera che è sbocciata l'ho vista dal balcone di casa. E oggi sono in vena di colori, il primo è il giallo fiore, e questa primavera che è sbocciata l'ho vista dal balcone di casa. Dal balcone di casa. Dal balcone di casa. Ecco qua il nostro buco classico della nostra mongolfiera, che però regge, nonostante il buco nero, riusciamo a stare in quota. E in quota restiamo sempre in zona. Con noi è tornata a trovarci Angela Milanese. Ciao Angela. Ciao a tutti, Ciao, bentornata. Buonasera, Angela. buonasera. Aspetta, sta partendo l'audio che mi hai mandato. Aspetta un attimino che Va bene? lo abbassiamo un po'. Allora, perché abbiamo chiamato Angela? Perché c'è un progetto, raccontaci questo progetto che state presentando per il prossimo mese, no? Sì, allora in realtà ho avuto quest'idea di presentare con un flash mob, così, quindi con partecipazione di più gente possibile, alla Marcia della Pace che si sta organizzando il 24 maggio, la Marcia della Pace che partirà da Mirano e finirà a Spinea. E
siccome io avevo tra le mani l'arrangiamento di un brano popolare che avevo trovato casualmente in un libro di raccolta di canti e racconti della Prima Guerra Mondiale, un brano che parlava appunto di no alla guerra. Allora, ho pensato insomma di, finire questo arrangiamento, di proseguire questo arrangiamento e di provare a presentarlo in occasione. Insomma, mi sembrava una buona idea di portarlo, come dire, di presentarlo invece che in un disco, per un concerto, eccetera, di presentarlo in un'occasione insomma di marcia della pace. Parteciperanno varie persone, moltissime persone a quanto sembra, ecco. La marcia della pace organizzata da tantissime associazioni, laiche, cattoliche, insomma, dall'ANPI all'Emergency Mediterranea, Cristi, L, insomma, tantissime associazioni stanno lavorando in questo senso e ho pensato di quindi presentare in anteprima per la prima volta, insomma, questo arrangiamento, ecco. Allora, tu hai lanciato appunto questo messaggio di chi vuole cantare, chi vuole ballare, no? Di contattarti, Esatto. come funziona? Sì, ho lanciato, mi piacerebbe che fosse questo non un'esibizione mia e dei miei musicisti, ma che fosse un atto collettivo, cioè la possibilità a chi ovviamente volesse partecipare alla Marcia della Pace, anche in una forma diciamo speciale, ho lanciato la possibilità di imparare insieme a me questo canto, accompagnando questo canto anche con una semplice coreografia. Infatti sto preparando insieme ad un insegnante di danza questa coreografia semplice a portata di tutti e sto organizzando la possibilità quindi di imparare la canzone insieme alla coreografia per poi andare tutti insieme insomma alla Marcia della Pace e fare questo flash mob insomma alla conclusione della marcia. Hanno risposto in tantissimi in realtà, sì, non mi aspettavo questa adesione. Infatti dovrò organizzare più incontri perché da solo non sarà possibile contenerli Anche tutti. noi, però ti abbiamo chiamato in maniera diversa. Esatto, sì, ognuno a suo. E quindi insomma mi pare una cosa bella, ecco, che sta accadendo, anche perché per poter realizzare questo ho coinvolto tanti musicisti, coristi, e ognuno mette il suo, ecco. Una cosa fatta e realizzata in un mese in realtà. Io l'arrangiamento l'avevo già compreso, insomma, carta, avevo già in mente come doveva andare a finire, però ovviamente ho dovuto entrare in studio, coinvolgere musicisti che suonassero il proprio strumento e anche coristi, eccetera. E poi la scuola di danza, tantissime realtà. Va bene, Angela. Allora noi adesso chiudiamo, faccio andare l'audio, questa bozza, no, di primo, è una bozza in anteprima, ce l'hai mandata e lo facciamo sentire e quindi da questa bozza si lavora tutti quanti insieme per il 24 maggio per questa Marcia della Pace. Io invierò video e canzone col testo a tutti coloro che mi hanno detto parteciperanno e sono a disposizione per informazioni a chi volesse aggiungersi alla maxi banda che si sta creando. Bene, grazie mille Angela e buon lavoro. Grazie. Bocca al lupo. Grazie a tutti. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Ciao. Oh, se avessi in mano una rivoltella, vorrei sparare in fronte a questa guerra.
non voglio più la guerra. Abbiamo sentito questa bozza audio di Angela Milanese per il 24 maggio. Abbiamo un altro ospite subito che si è agganciato alla nostra mongolfiera, Francesco Pistolato. Buonasera Francesco. Bene, Francesco fa parte dell'associazione Plastic Free che per la giornata della Terra hanno organizzato, sono 41 eventi nel Veneto, no? E quindi cosa comportano questi 41 appuntamenti? Cosa c'è? Ecco, plastica che il mare ne getta sempre. Devo dire che ultimamente nel nostro litorale anni e anni e anni fa ne gettava di più. Adesso forse o la raccolta differenziata dei comuni che a fatica però qualcosa fa. L'esperienza dei cittadini, la sensibilizzazione dei cittadini, forse c'è un po' meno plastica. Io parlo per quanto riguarda qua questa zona del Golfo di Venezia, qua Cavallino Treporti, Jesolo, e abbiamo visto c'è un po' meno plastica, però insomma il mare butta sempre. Bene, allora appuntamento questo weekend, ho messo già tutte le zone, le 41 zone del Veneto, ma andate sul sito di Plastic Free e trovate tutte le notizie possibili. Esattamente, abbiamo l'obiettivo di raccogliere oltre 100.000 kg di rifiuti in appena 2 giorni. Ecco, quindi un buon successo, insomma, no, un buon successo, piuttosto che stiano in giro, no, le plastiche, meglio, meglio recuperarle, anche se Meglio recuperarle anche perché durano a volte anche centinaia, se non migliaia di anni, e questo è, diciamo, la problematica principale di questo tipo di materiale, certo. che è eterno, pressoché eterno. Anche se da poi questa plastica che la troviamo nei canali, nel mare, nella spiaggia, non diventa più riciclabile purtroppo, ma no, è rovinata e quindi avrà avrà altre strade, no? Esattamente, infatti non tutte le plastiche possono essere riciclate, solo certe tipologie chimiche, e oltretutto se sono troppo degradate di fatto non è più possibile questo riciclo, quindi o vengono incenerite o vengono smaltite purtroppo in discariche dove vengono accumulate. Proprio per questo noi cerchiamo di far capire che dobbiamo diminuire la produzione mondiale di plastica. Però è un problema anche perché il punto principale sarebbe quello di comprare meno plastica, no? Quando siamo al supermercato. Esattamente. Però c'è una grande difficoltà perché la grande produzione cerca di implastificare tutto. Sì, perché è un materiale estremamente conveniente a livello economico, è un materiale molto durevole, molto pratico da utilizzare, che è possibile modificarlo per trasformarlo in una varietà di tipologie, di gamme di utilizzi che è pressoché infinita. E quindi è un materiale che chiaramente è fantastico, però è un materiale che va trattato e usato in un certo modo perché nell'ambiente può creare molti danni. Non solo per il materiale plastica, ma anche perché la plastica è fatta con degli additivi che possono essere cancerogeni, è fatta con altri materiali che possono arrecare danni all'ambiente. Non solo, poi abbiamo il discorso anche delle microplastiche, che qua ne avevamo anche già parlato con altri interlocutori, che appunto creano, più la plastica è degradata, più microplastiche in giro ci sono e nell'ambiente, tra gli animali e la respirazione umana, creano dei danni non da poco. Esattamente, difatti delle recenti ricerche hanno dimostrato che ormai le plastiche sono di fatto entrate nella catena alimentare, sono state rinvenute da un medico italiano pure nella placenta umana.
quindi sono veramente dappertutto, anche nell'acqua in cui beviamo. E le plastiche che sono più pericolose sono proprio quelle più piccole, le microplastiche e ancora di più le nanoplastiche, che sono di fatto invisibili ad occhio nudo, dove si parla di millesimi di millimetro. Va bene. Francesco, grazie mille. Ricordo Plastic Free per la giornata della Terra, questo recupero, queste pulizie in pratica dell'ambiente, che cerca volontari. Ancora, ci sono ancora varie date, le abbiamo messe, ma le potete anche trovare sul sito di Plastic Free. E buon weekend allora. Grazie mille. Buon lavoro. Grazie E mille. grazie da parte di Grazie tutti mille. noi. Grazie. Buonasera. Arrivederci. Buonasera. Ciao. Arrivederci. E din dan don, le campane di San Bruson le suonava tanto forte da buttare sulle porte, ma le porte c'era di ferro, volta a carta che sei un capeo, e un capeo pende piova, volta a carta, volta a carta, che sei una rosa, e una rosa che sa da bon, volta a carta che sei un meon, e meon sei massa fatto, volta a carta che sei un matto, e un matto da legare, volta a carta che sei mare. Shaira, 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 shaira.
Dong dong. Din don da, Angela Milanese con noi, Din ma don da. adesso Lucia, con io Lucia, Rossella, ho anticipato lo scoop. Hai Rossella, spoilerato. chi abbiamo adesso con noi, così al Adesso volo? abbiamo con noi Lucia Ferro che in realtà sta partecipando al Consiglio Comunale di Cavallino Treporti e noi l'abbiamo però distratta un attimo dalla presenza al Consiglio Comunale perché vogliamo farci raccontare come mai stasera è un Consiglio Comunale così partecipato. Sì, perché c'è un qualcosa che ha una grande valenza per gli abitanti di Cavallino Treporti, perché si tratta di una trasformazione molto molto imponente di un pezzo di territorio che ha una storia molto particolare. Il territorio era a valenza produttiva e quindi c'era una parte agricola e una parte di trasformazione, diciamo, proto-industriale. E quello che era rimasto visibile, e che è tuttora rimasto visibile, è un esempio, si può dire, di archeologia proto-industriale. E moltissime persone, circa 100 anni fa, qui hanno lavorato in quella struttura, che quindi, fra l'altro, il proprietario era Volpi, un signore piuttosto famoso, e va bene, insomma, non importa, non è questo il momento. E lì si lavoravano i campi, si raccoglievano ortaggi e la frutta e poi si faceva marmellate, si facevano conserve, e sono venute anche molte famiglie che poi si sono insediate qua e hanno avuto vari eredi. Sono venute qui nel periodo in cui c'era questa attività, la famosa tenuta. E quella è l'area a Ca' Pasquali che ha questa grossa trasformazione. I temi quindi sono molti, sono questo pezzo di storia importante, che per molte famiglie è ancora nella memoria, anche perché è stata tramandata in un posto significativo. E poi c'è un tema che qui proprio in questo momento in Consiglio Comunale era dibattuto, era il discorso del consumo di suolo, perché il progetto prevede l'azzeramento, si butta giù tutto e si rifà, a parte soprattutto il punto in cui si discute che ha una valenza turistica, quindi sono 80 camere per turisti. Quindi si butta giù tutto e poi si ricostruisce molto di più, ovviamente, anche con un aumento dell'altezza rispetto precedente, alla situazione precedente. Però a parte l'altezza c'è anche la superficie. Allora, secondo un punto che al gruppo che con me è venuto e ha anche prodotto qualche manifesto, è molto caro, è il tema del consumo di suolo. Allora, la signora sindaca ha detto che non c'è consumo di suolo, mentre il consigliere di opposizione Claudio Orazio ha detto: se si fa una foto dall'alto si vede benissimo che il consumo di suolo c'è, perché c'è un consumo di suolo che è teorico e un consumo di suolo che è reale. Quello che è reale è che ogni volta che c'è l'erba e poi cementifichi e metti sopra asfalto, strada oppure una casa, qualsiasi edificio, è chiaro che il suolo se ne va e tutta la valenza ecologica del suolo sparisce. E tutta la preziosità del suolo, che poi è anche difficile, adesso c'è anche di moda di scoprire il suolo. In certe città picconano e ti tirano fuori dal cemento il suolo, ma ci vuole molto 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 tempo perché vengano ripristinate le funzioni ecologiche del suolo.
mentre l'altra visione è quella urbanistica, ovvero nell'area urbana, anche se ci sono anche degli importanti appezzamenti di terreno libero, siccome è dentro l'area urbana, quindi si prevede che prima o poi verrà costruito, perché soprattutto una volta si pensava, poi la popolazione aumenta, si fanno figli, va bene, non è più così e lo sappiamo ed è attestato, qui siamo in calo, gelo demografico, e per cui veniva considerato subito suolo già consumato. Tutti gli appezzamenti in area urbana, verdi, vengono considerati suolo già consumato, ma ovviamente non è vero e noi che ci respiriamo in mezzo e tutti gli esseri che ci respirano in mezzo ne pagano le conseguenze. Va bene, questo è diciamo che la parte quindi sono tanti burocratica aspetti, dice l'aspetto storico, l'aspetto della memoria, l'aspetto ecologico, l'aspetto dell'equità, perché tanti vedono e anche il consigliere Orazio ha opposto questo a c'erano proprio due visioni contrapposte. Si può, in uno slogan, da una parte c'era vantaggi per pochi e perdita per molti, mentre dall'altra parte si considerava, attraverso dei calcoli che erano stati fatti, che fosse molto equo, era perfettamente equo il contributo alle esigenze della popolazione, quello che il privato poi ha messo, perché era stato tutto calcolato. Io non voglio, io sicuramente sono un po' di parte, come è anche giusto che sia, però insomma invito ognuno anche a guardare la registrazione del seduto del Consiglio Comunale, di cui adesso mi sto perdendo in un lungo pezzo e adesso rientrerò. Adesso ti lasciamo, ti restituiamo il tuo compito primario in questo sta momento. parlando la sindaca, ti dico già. Posso mandarvi, non so se avete la possibilità di mostrare in YouTube uno dei manifesti che abbiamo fatto. Se ve lo fotografo, ve lo mando, dopo non so se avete i mezzi tecnologici per mandamelo farlo pure vedere. che lo facciamo Luigi ha tutti i mezzi del Va mondo. D'accordo, va bene. Va bene. Va bene, allora buona continuazione trasmissione. Ti volevo, scusa, solo chiedere, gli edifici che verrebbero o verranno, non so, abbattuti, hanno un valore da un punto di vista storico o di appunto archeologia industriale, o sono edifici banali così che non ci interessano? Banali non sono, ci interessano. Per la verità la sovrintendenza non li ha valutati molto, però come abbiamo visto anche prima su altre cose, insomma, le cose possono essere considerate più di valore o un po' meno di valore. Comunque l'idea verranno ricostruiti ricalcando un po' la forma e la strutturazione imitando, precedente, diciamo. però il tutto verrà usato prevalentemente a scopo turistico. Va bene, insomma, piuttosto che buttar giù e fare un parcheggio così. Ok, grazie mille intanto per questo aggiornamento, ma noi continueremo naturalmente a seguire la cosa. Cavallino è un posto molto piccolo, ma in realtà è frequentato da tantissimissime persone, quindi magari interessa anche un po' al resto del mondo. E forse anche un po' una cosa un po' emblematica. Sì, questo era anche un discorso, cioè di cercare di farne qualcosa di più fruibile da una gamma di persone, compresi i residenti, di renderlo qualcosa che fa comunità, che genera incontro, che genera anche, potevano esserci spazi espositivi al posto dell'uso per
per il turista, per gli alloggi turistici. Certo. Comunque vi invito a vedere la registrazione della... Grazie mille intanto. Ok. Buonasera. Peccato Ci che mancavate aggiorniamo, voi. ciao. Ciao, grazie, ciao. Grazie. Ecco, Buona trasmissione, ciao. Ciao. Questo è un Grazie. manifestino preparato appunto ad hoc, diciamo, per la serata odierna, per il piano regolatore di Cavallino. Sentiamo la sindaca che parla, il sindaco avvocato Roberta Nesto. Io direi di mandare l'ultimo brano. Già? Sì. Luna Sentala e ci parliamo tra poco. Già ci sei. Luna sentada, marinari in piedi, dicevano di me pare guardando il cielo, mi ricordo ancora, stringendomi il braccio intorno al cuore, se il mare fa paura, e ancora ti parla, mi stringe ancora. Ma come se possibile di non guardare il cielo, non accontentarsi di seguire un cuccaio in volo, cerchiamo più in là, ma sei già tutto qua. Oggi c'è un cielo che cosina neve, così parla mia mamma ed ogni volta mi stupisco ancora di sta gran voglia di guardare il cielo, i segni della natura, e ancora ti parla e stupisci ancora. Ma come se possibile di non guardare il cielo, non accontentarsi di seguire un cuccaio in volo, cerchiamo più in là, ma c'è già tutto qua.
chi parla è stupissimo e ancora. Ma come se è possibile di non guardare il cielo, non accontentarsi di seguire un colca e un volo, cerchiamo più in là, ma c'è già tutto qua. Luna Sentada, Angela Milanese, al Festival della canzone veneziana a Tre Porti lo scorso anno. È finito il consiglio comunale, da quanto ho capito la minoranza si è alzato i tacchi e se n'è andata e ha votato solo la maggioranza, ovviamente tutti compatti. Comunque andatevela a vedere, metteremo anche il link su questa sotto a questa schermata. Rossella, avevamo un altro ospite, ma vista l'ora tarda, direi che lo sentiamo martedì Lo prossimo. ascoltiamo perché sì, perché è molto interessante, Sì. ha raccontato delle cose belle, quindi martedì prossimo abbiamo già un motivo buono per ascoltarci. Esatto, Alessandro Sartori, che chiediamo scusa per la mancata messa in onda del suo pezzo, ma insomma è tardi. Di cosa si La- tratterà? Di cosa si tratterà? Degli Ibis, gli Ibis sacri. Ah, E quindi a martedì prossimo con lui e a martedì prossimo anche con voi e vi diamo una buona Avete notte. Ciao a ascoltato tutti. Il Giro del Mondo buonanotte in a tutti, 80 grazie. giorni, a cura di Radio A Nostra, in martedì studio prossimo, ciao. Rossella, Gianluigi e una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo a martedì prossimo.